Eros? Sì, commentando la vostra introduzione già mi andrebbe via un'ora, Questa volta orario puntuale. Vite montana, perché no? Ora più che mai. Per esempio tutta la pedemontana in montagna, sempre state viti, e tante. E allora siamo d'accordo. È chiaro che su quei crezzi non si fa il vino, insomma, però in tutti i crezzi si è sempre fatto. Ma perché si è fatto vino? Anche dove faceva molta fatica a maturare l'uva, perché il vino era un alimento, doveva darti energia quando andavi a fare pieno, punto. Che 8 gradi al massimo quando arrivava la Tianoria di Gemona, chiaro, peraltro buonissimo, non durava niente, al Weinsbierse col printon, cioè col printon, col primo temporale già il vino andava male. Quindi c'è un rapporto stretto tra montagna, evidentemente intesa non come crez, e vino. Quando ero all'università bevevo tantissimo bianco di Morget, perché non so se qualcuno qui ha fatto l'università a Padova. Nessuno? No. Ecco, bene. Si andava a bere dove? Da Severino. Tu volevi tanto Furlan, tu avevi di Severino, a proposito di vino, no? Ecco. E si beveva il bianco di Morget. E sull'etichetta c'era scritto il vigneto più alto d'Europa, sopra il Monte Bianco. Per cui c'è un rapporto, come no, tra vite e montagna. Ora più che mai, purtroppo, l'anidride carbonica nell'aria è passata da 300 ppm quando io ero a scuola all'istituto agrario a 420 ppm, il che vuol dire che il pianeta si scalda, che ne vedremo delle belle prossimamente, nel prossimo futuro, non i nostri nipoti. Adesso la vite si trova a 1000 metri in Carnia. In Carnia ce n'è sempre stata, ma pochissima, non veniva matura, si coltivavano ibridi, Clinto, Bacò, American. Su questo argomento si potrà tornare la prossima volta. Mai per farci vino da Cavazzo in su, insomma, no? È inutile che mi diciate che nel 1300 c'era più caldo, no, non ci sono documentazioni in merito assolutamente. Adesso c'è la vigna, sì, ne ho viste alcune passando, ma insomma non conosco chi coltivi la vite a 1000 metri di altezza in Carnia. Il che è una cosa incredibile, perché anche il castagno faceva fatica, il castanetto qui da noi arriva a 200 metri, mica 1000 metri come in Piemonte, qui c'è un abbassamento di vegetazione, a parità di altezza tra qui e Piemonte, qui fa più freddo, va bene? E allora abbiamo già 1,5 gradi di temperatura media in più, abbiamo già le vigne a 1000 metri, quando saremo arrivati in cima al Coglians a far banane, dov'è che andremo? Questa è la prima domanda, a cui evidentemente non siete tenuti a rispondere. La seconda domanda, come si chiama il Tokai adesso? Farò molte domande. No, chi me l'ha detto? Bisogna distinguere tra, sempre parlando soprattutto di storia, bisogna distinguere tra il vino e la vite. Il vino ha preso quel nome stupido lì onestamente perché è tutto tranne che adatto al marketing. Provate a immaginarvi di essere un americano che pronuncia friulano, no? Mentre la vite si chiama tuttora Tokai friulano. Ecco, certo, la vite si chiama sempre così, non potevano cambiare il nome alla vite, solo che i friulani si sa che sono malati del bovarismo, per cui tutto va solo mandando dai di Tokai, guardi che adesso si chiama friulano, sa? Ti vogliono fare tutti la lezione parcella, perché se si fa così, provinciale, no? Provinciale. Vabbè. Mentre in Veneto, tu dici dammi un taglio di Tokai, ti porti il Tokai, va bene? E non lo chiamano friulano, ma io tu. Bene, allora stasera si parla di paesaggio, un paesaggio che è durato almeno dall'epoca romana, paesaggio vitato. Ci sono sempre state viti, parlo di pianura adesso, non di montagna, sempre state viti, almeno dall'epoca romana, probabilmente anche prima, in tutta, e sottolineo tutta la pianura friulana, allevate con un metodo che è durato fino alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, sempre
sempre così, più o meno con qualche variante forse sul tema, ma sostanzialmente siamo lì. E quella che in italiano si chiama l'alberata, in friulano si chiama plante. In friulano plante non significa solo pianta, significa filare di viti con alberi. Qui siamo in Austria, cioè, perché Aquileia era Austria, fanno degli scavi archeologici, fine 800, purtroppo non si vede bene perché c'è luce, ma qui vedete dei gendarmi austriaci, che sono stati di Aquileia, di Flumisel, ma si vede molto bene, dai. E qui vedete, ecco molto meglio, questi sono i gendarmi, sì, e qui vedete come venivano allevate le viti all'epoca e fino a fine 800, praticamente fino all'altro giorno. C'erano degli alberi distanti, che ne so, 3,5 metri o 4,5 metri uno dall'altro, che formavano il filare. Perché? Perché le viti venivano, eccole qua, piantate sotto l'albero, ecco qua, si arrampicavano sull'albero, ne invadevano la chioma e poi venivano tirate a cordoni tra un albero e l'altro. Paesaggio magnifico che piaceva tanto ai tedeschi che venivano qua a fare il tour in Italia, Cebiel. Sì, ma dovevi disputare a Lenz per tirare avanti la vita così. D'accordo? Ne parla anche Kipling, l'ho citato in quell'articoletto lì sul Messaggero Veneto. Questo era il sistema. Adesso una foto di Aquileia per dire l'antichità romana, naturalmente, però a me piace documentarmi. Uno dei motivi, hai citato i giornalisti prima, no? Ecco. Io citerei anche i docenti universitari. Uno dei motivi per cui, io sono agronomo, non sono assolutamente storico, uno dei motivi per cui ho cominciato a studiare la storia della vita in Friuli è proprio perché ero stufo di sentire scemenze, per non dire altro, sulle viti e i vini del Friuli, da parte dei giornalisti, che ripetono sempre una frase dal 1500, ripetono vi porto il documento, un tale nel 1500 ha scritto una cosa, dal 1500 continua a ripetere sempre quella. Solo i giornalisti? No, anche i cattedrattici e i docenti universitari. Una stufa richiesta, allora mi sono messo a studiare la storia della vite più che del vino in Friuli. Sono due cose, le due storie che vanno parallele, ma sono diverse perché i documenti sono diversi. La storia la fai con i documenti, ti devi documentare, c'è un po' di fatica. Erodiano, scrittore 238 d.C., lui scriveva in greco, io ve lo leggo in italiano. Passato di qua, pianura friulana, vicino a Aquileia, che scrive: il paese sembrava inghirlandato da filari paralleli di alberi e dai tralci delle viti che da ogni parte si intrecciavano tra loro, formando archi simili a quelli che si erigono per le feste. Quindi sappiamo che c'erano gli archi per le feste, ma sappiamo anche che c'erano questi filari distanti, dipende dall'epoca, dipende dal terreno, eccetera, minimo 5 metri fino a 20-24 metri uno dall'altro. Da memorizzare subito, tra un filare e l'altro, da sempre, fin da quell'epoca lì, si coltivavano cereali, prevalentemente cereali. Poteva esserci raramente il prato. Solo con l'800, inizio 800, poteva esserci l'erba medica. Prima non c'era. Erba medica voleva dire più alimento per il bestiame, più latte, quindi si è cambiata la razza bovina, parlo dell'800, siamo andati in Svizzera a prendere quella bianca e rossa la Simmental, la pezzata rossa friulana, e lì sono nate le latterie sociali. La storia più gloriosa, storia recente del Friuli, di cui nessuno parla. 62.000 soci, quindi 300.000 persone. È stata una rivoluzione incruenta. Erba medica, vacche, latterie sociali. E sempre le vite in mezzo. Il vino, il frumento, tra un filare e l'altro, frumento o cereale comunque, perché il binomio vino-frumento
attraversando la storia. Perché dice sì? Perché anche motivi culturali, certo, soprattutto motivi pratici. Uno, i coltivatori diretti non esistevano, cioè uno non era padrone della terra se non piccole cose qua e là, ma certamente non riusciva a mantenersi. Chi erano i padroni della terra? I nobili e il plebe. E qualche volta l'alta borghesia in tempi più recenti. Ecco. Il contadino, il coltivatore, pagava l'affitto e doveva pagare l'affitto in base a quello che chiedeva il padrone. Che cosa chiedeva il padrone? Due cose fondamentalmente: il frumento e il vino, perché erano entrambi facilmente commercializzabili, perché li vendevano nelle città o nelle osterie, il vino e cose del genere. Poteva chiedere altri tipi di cereali diversi dal frumento, ma normalmente questo era il binomio. Per cui anche dove non c'era una vocazione dell'ambiente, del terreno, del clima per fare vino e per fare frumento, si coltivava comunque quella roba lì. Va bene? C'era l'affitto da pagare. Poi è arrivata la mezzadria, per cui il padrone si teneva il 60% del vino, qualche volta la metà, ma di solito andava tutto il vino al padrone perché il contadino era sempre indebitato, no? Malattia dei figli, queste cose qua, e doveva bere il vinello, il turkli, quello intorchiato, oppure quel vino che facevi buttando sulle minacce un po' d'acqua, dei gambi di sorgo, perché il sorgo contiene zucchero, non c'erano a quella volta, no? L'eridania, un po' di gambi di sorgo, rifermentava un po' e ottenevi questa sottospecie di bevanda. Ecco quello che bevevano i friulani. Poi se andavano all'osteria si ubriacavano chiaramente, e questa è un'altra storia capitica. Bene, allora possiamo vedere ancora qualche immagine, potete fare domande. Ecco, qua si vede molto bene l'albero. In questo caso qua si tratta di, adesso vi dico, alberi molto grandi, non i morari, no. Voi li chiamate gelsi, io li chiamo morari perché è una forma più italiana di sale furlano. Sì, le morari all'italiane, oltre che si furlano. Noi si fissava, no, che Sassamea furlana, allora no, allora non è italiano, non è assolutamente vero. Moraro è una parola perfettamente italiana, consultate pure lo Zingarelli. Vabbè, moraro sono più imperativi. Assolutamente no. Questi possono essere, questo qua di vero sembra un acero, ma di solito sono olmi. Per tutta una serie di motivi, perché non vengono troppo grandi, eccetera, ma perché la foglia dell'olmo era nutrimento per gli animali domestici, soprattutto il purcino. Fino all'altro giorno davano foglie di olmo al maiale quando si teneva nel cortile di casa, va bene? Quindi qui si aveva l'alimento per animali domestici, anche per le vacche naturalmente. Le vacche erano da tiro, da traino, non erano da latte, fino all'800. C'erano pecore, in tutta la pianura friulana pecore, va bene? Anche perché serviva la lana, tra l'altro. Poi c'erano boschi, dopo il 600 no. E quindi con che cosa si scaldavano e facevano la minestra e facevano la polenta? Ci voleva legna, no? Bene, eccola qua, legna di potatura, pochissima, broncopolmoniti, morivano, tutti i bambini morivano, va bene? Ecco, questa era la situazione. Abrusavi sterz, luccica e gettati. Perché col 1600 fino al 1600 nella pianura friulana c'erano boschi e prati e pascoli di proprietà comune. Tant'è vero che gli abitanti dei paesi nei documenti sono chiamati comunisti, 2 secoli prima di Karl Marx, va bene? Venezia cosa ha fatto? Di chi è? Dello Stato? No, non sarebbe dello Stato, ma lo Stato sono io, li ha venduti perché doveva fare le sue guerre. Per cui i boschi sono stati dissodati, ovviamente li hanno acquistati i ricchi, i manin, mai sentito i manin? E hanno acquistato loro tantissima di sta roba, no? E da lì viene fuori la loro ricchezza, si sono fatti la bella villa e tutto, d'accordo? Quindi non c'era tanto legame più, perché i boschi erano stati venduti e dissodati al miglior offerente, d'accordo?
quindi dovevano contentarsi, non potevano non mettere alberi, altrimenti come passavano l'inverno? Per cui avevi la legna per scaldarsi un po' e fare la minestra alla polenta, il vino, l'uva o il vino a seconda dei casi del contratto da dare come affitto e il frumento tra un filare e l'altro. Questa era la situazione, va bene? Poi si poteva mettere mais quando è arrivato, ma il mais è estivo, il frumento è invernale, sono due cose un pochino diverse, d'accordo? Bene, gli alberi potevano essere anche pioppi. In Campania per esempio si usava tantissimo il pioppo e le vite andavano su 5, 6, 8, 10 metri che erano circa per fare la potatura ogni 5 anni e vendemmiare come si poteva. Anche qua non era che si potasse tutti gli anni, erano le vite, adesso qua se non lo fai ogni anno ma si fa anche a macchina, ma non era la viticoltura attuale certamente, e il vino, non sapremo mai com'era, ma sicurissimamente era molto diverso da quello attuale, su questo non ci piove. Ecco. Qui vediamo, che si vede poco perché è colpa mia, qui vediamo un albero con le viti che corrono sopra, qua vediamo il filare, vediamo se potrebbero vedere meglio, ecco qua si vede benissimo come corrono le viti formano un cordone tra un albero e l'altro, per cui il paesaggio, ovviamente primaverile e estivo, era molto bello, d'accordo? Pittoresco si direbbe oggi. Qualcosina ancora su Aquileia facevano un vino scadente in epoca romana, però era un grande centro di smercio di vino che arrivava da altre parti, arrivava con le anfore, e però c'erano anche le botti e i bottai. Qualcuno dice, ma i romani non avevano le botti, come no? Eccole qui, addirittura scolpite dalla pietra, e anche la colonna, come si chiama la colonna a Roma lì? Colonna Traiana? La guerra contro i Daci, vabbè, c'è questa cosa, dico bene, benissimo. Ora, lì ci sono delle botti scolpite che vengono caricate su una barca addirittura, per cui non è vero che i romani non conoscessero le botti e le conoscessero solo i Celti, non è assolutamente vero. Questa è la stella di un bottaio ad Aquileia, Canzius non so che cosa, e vediamo la botte e vediamo qua i suoi strumenti, 1, 2, 3, 4 e via. Le botti non avevano i cerchi come adesso di ferro, i cerchi erano di legno. Anche qui fino all'800 si usava il nocciolo o la betulla per cerchiare le botti, chiaro? Boh. E qui è un signore anno 1926, un signore di Colombara di Aquileia che è messo in posa davanti alle anfore vinarie. Ecco i documenti che bisogna andare a cercarsi, 1430 qualcosina, qui è scritto Iuri Dio Laiud di San Juan di Mangian, mi capisci tu là, no? Iuri, Giorgio, il nome è sloveno però Iuri, d'accordo? Di San Juan di Mangian, faccio fatica a vedere, si adat, quinc divin, non vedo bene, c'è qualcuno forse che sa leggere da lontano, blanc, benissimo, sis, mens, no, bocci, non so cosa è scritto qua, 4, e lo amenat cul sotiar, va bene? Ecco. Quindi questo è un affitto che veniva pagato a una chiesa San Giovanni Semodocchio di Cividale, e dopo mi pare che si chiamava Dio lo aiutis, Sotiar, si è dato quinc di vin pignul, ecco la prima volta che viene fuori il vin pignul. Adesso va di moda, ce l'avrete sentito, il pignolo. È la stessa cosa? Ovviamente no, anche perché qui è il nome di un vino. E il pignolo che si fa adesso si fa con una vite che si chiama pignolo. Le viti che si chiamano pignolo ce ne sono decine. Lo stesso Pinot, quello francese, ha la stessa base linguistica, perché il grappolo assomiglia vagamente a una pigna, tutto lì, chiaro? Quel pignolo adesso è nero, una volta era anche bianco. C'è sempre tantissima apparente confusione nella storia della vite. E potrei andare avanti con questo documento. Qui ce n'è uno un po' più comprensibile, vi leggo solo una parte, perché parla di, eccolo qua, Ribuelo. Vediamo se riesco a leggere.
Allora, Martin di Rousset per uno vigno puesto sulla monte di Ghian, paio, riguello, quinc, traduco? Sì. Non doveva capire. Allora, Martin di Rousset, Martino il Rosso, per paga di affitto per una vigna posta sulla monte, cioè sulla collina, la monte, d'accordo? Di Ghian, Galliano di Cividale. Che cosa paga di affitto? Riguello, capirete cosa vuol dire riguello, no? Bravi, adesso va di moda più che mai, adesso è bianco, forse una volta anche nero, chi lo sa, è lo schioppettino e la ribolla nera. Quinc il quinc era l'unità di misura, va bene? Era un contenitore di legno che era l'unità di misura. Quinc dipende dalla zona, perché ogni paese aveva le sue misure. Quello di Udine, il quinc di Udine era 79 litri circa, d'accordo? Quello di Cividale era diverso, quello dei frati di Cividale era diverso ancora, più capiente, così tiravano più vino più affitto, d'accordo? Boh. Ecco, qua si vede un po' meglio. Martin di Rousset per P, no? Vedete? Uno vigno. Parlano come quelli di uno vigno. Picolato, ricordi a volte, di Colino, certo, perché a Cividale si parlava così, con la O finale. E dopo, sotto l'influenza veneta, ha cominciato a chiacchierare qua. Uno vigno questo sulla monte di Ghian, paio, io scrivo la T si legge I, riguello, quinc, ecco. Come avete fatto una incursione nel friulano cividalese del 400, che appunto somiglia molto a quello di Rigolato e di Culino. Vediamo un po' di iconografia, qui deve essere roba del 1004, il Guarneriano di San Daniele, c'è questa roba qua, vediamo che si vendemmia su un albero, perché la vite correva sull'albero. Qui ci sono dei cesti, col buince, il buince è il bicollo in italiano, e poi qui viene la pigiatura, ovviamente veniva fatta coi piedi, ovviamente, perché voi siete giovani qui, ma io l'ho fatta la pigiatura coi piedi quando si vendemmiava. Ecco. Questa è una cosa interessante, chiesa di San Pietro di Magredis, qualcuno forse la conosce, no? Merita di andare a vedere, a parte i dipinti lì del Tanner, sullo zoccolo sotto c'è il ciclo dei mesi, l'unico ciclo, no, ne ho trovato un altro Cividale, non ho qua le figure, ciclo dei mesi, marzo, aprile e via. Ecco, cosa fanno il mese di marzo? Qui c'è l'uomo, vedete che ha, cos'è che ha? Ivens, in italiano? Vimini. Ecco, e ha in mano non le forbici che non c'erano, un curtiere parfulani, e taglia, qui taglierà un po' i rami, ma taglia soprattutto la vite. Non si faceva ogni anno. Qui vedete che ci sono dei tralci già sezionati, e qui c'è una signora che, con un altro curtiere, parfulani si dispedala, toglie i rametti laterali. Ovviamente c'è un motivo in tutto ciò. Che cosa fa questa signora? Dice per bruciare dopo. No, ma non farebbe dei fascetti così, perché tieni la fascina lunga così. Vi ricordo che i tralci di vite sono l'ideale per fare pane. Erano molto richiesti dai fornai. D'accordo? Bene. Cosa fa sta signora qua invece? Ed è strano che chi ha dipinto avesse proprio notato questo particolare. Di solito non succede. Cosa fa? Barbatella? Sì, li spera, d'accordo, ma perché fa i fascetti lì, li prepara, eccoli lì. Per vendere. Li vende per far cosa? Per far fuoco. E sta a perdere tutto sto tempo per fare i pezzi così e dopo da dopo. Io devo avere il lavoro le sfamine su una volta, non è di salire su Facebook. Dai, sto facendo? Non sono ancora barbatelle, quelle sono arrivate 100 anni fa, ma siamo sulla strada giusta. Praticamente la vite, sì, bravo,
fa le talee, adesso si innesta sempre per motivi che vi dirò dopo, ma all'epoca, volendo si può fare anche adesso, tu prendevi un pezzo di vite, lo piantavi, faceva le radici sul posto e avevi una vite nuova, identica alla madre, attenzione, identica alla pianta madre. Mangiato dalle filossere. Come? Mangiato dalle filossere. Che sono innestate. Sì, ma dal 1400 la filossera era ancora in America. Non era arrivata, è una malattia niente. Non c'era quel problema, difatti si poteva, non esisteva l'innesto, tranne casi, sapevano tutti innestare. Ti serviva, avevi una vite, voglio metterci un'altra varietà, no, pur di notte mi piace la vite di Tony, vado lì, tiro il tuo e faccio l'innesto nella mia vigna, chiaro? Ma normalmente si moltiplicava per talea, ho detto si moltiplicava, però attenzione, la vite si poteva anche riprodurre. Allora, tra moltiplicare e riprodurre c'è un abisso. Qual è la differenza? Prego, sai sempre No, questo. faccia le scusi. No, devo solo consegnare questo. Boh, ma chi deve seguire? Scusate. Vabbè. Allora, moltiplicare vuol dire moltiplicare vuol dire che prendo un pezzo di una pianta qualsiasi, faccio una margotta, faccio una talea, la pianto, fa le radici e lei se ne va. È identica alla pianta madre, quella da cui ho preso la talea, va bene? Riprodurre cosa vuol dire? Vuol dire che il polline deve andare sull'ovario e quindi viene fuori il frutto che ha dentro i semi, vale per le mele, per le pere, per i bagigi e per la vite. Prendo i semi della vite, li semino, perché si faceva fino agli anni 30, si seminava la vite, va bene? Oppure cadeva giù un acino e veniva su spontaneamente una vite. Bene, ogni seme dà una pianta diversa. Sì, noi qui dentro siamo tutti molto diversi, non siamo stati moltiplicati per talea, non siamo cloni ancora, se Dio vuole, va bene? Veniamo da seme e quindi anche lì da ogni seme hai una pianta diversa che può assomigliare ai genitori o può non assomigliare, ma non si poteva sapere da dove veniva il polline, tutt'al più potevo sapere da quale pianta veniva l'acino, cioè la pianta materna, va bene? Questo mi spiega, almeno in parte, perché in Friuli c'erano tantissime varietà diverse. Probabilmente, io ho fatto qualche conto, molte più che in Veneto. Perché la prima conta che ha fatto uno nel 1823 delle varietà di vite in Friuli erano 108, ma non ha fatto un lavoro molto approfondito. Perché gli avevano chiesto la casa d'Austria e lui molto diligentemente, un nobile, ha fatto questo elenco con una breve descrizione. Il vocabolario Nuovo Piroma ne riporta 303, io ne ho contate almeno 600. Viti, varietà di vite che sono passate in Friuli. Varietà di vite si dice vitigno. Per i giornalisti vitigno vuol dire vigneto, e invece sono due cose completamente diverse. Vitigno è varietà di vite, d'accordo? Merlotto, caica, mernette, fosche, avanti, chiaro? Boh. Vitigno non vuol dire vigna o vigneto, chiaro? Boh. Quindi si può moltiplicare, si può riprodurre. Questa signora sta moltiplicando la vite, poi può darsi che venda le barbatelle o non lo so. I documenti fino a poco più di 100 anni fa non parlano mai, tranne un caso di epoca romana addirittura, non parlano mai di commercio di viti, si parla solo ed esclusivamente di commercio di vino, a partire almeno dai primi documenti, cioè a partire dal 1200. Ci sono dei documenti, tantissimi a Gemona, che parlano di compra-vendita di vino. Perché Gemona? Perché Gemona era
uno dei centri commerciali più, come posso dire, ma forse il più grande centro, non nel senso attuale, no? Nel senso dell'epoca, il più grande centro commerciale del Friuli. Perché? Perché lì arrivavano dall'attuale Germania, Austria, Cechia, eccetera, eccetera, dovevano cambiare il carro di montagna, dovevano trasportare sul carro di pianura, erano obbligati a fermarsi la notte lì i commercianti e quindi c'era un buon giro. E lì, ovviamente, si scriveva, perché quando c'era un contratto, anche all'epoca veniva scritto, per cui abbiamo tanti contratti di compravendita di vino e già lì si comincia a parlare di ribolla, di Teran, che non voleva dire il vino del Carso, il Teran, Teran voleva dire il vino di lì, della terra, cioè il vino fatto a Gemona era il Teran di Gemona e quello di Venzone era il Teran di Venzone, chiaro? Dopo lì sul Carso è diventato il nome del vino locale, da nome generico è diventato un nome proprio. Va bene? Ecco. Boh. Quindi quando andate nelle chiese, buttate l'occhio, no? Non ci sono solo santi e tutte queste, sono anche delle cose interessanti. Vediamo in particolare, qui è il mese di agosto, che cosa fanno? Stanno, come abbiamo fatto noi fin l'altro giorno, ad agosto cosa facevi? Mettevi a posto le botti, no? I brettieri, qui al Peratelle, qui lo stanno proprio riparando, ma forse qualcuno, questi giorni, insomma, in ogni cortile c'era il Brent, il brettiere ad agosto, pieno d'acqua. Perché? Perché così le doghe si mettevano vicine, quando era scrida lì, pensate a non scale furlani, rendono molto l'idea, no? Scrida lì. E inoltre c'è tuttora una pianta che si chiamava palud di Bontara. Palud è una pianta palustre, botare. Bene, si usava le foglie di questa pianta, la tifa palustre, l'avete vista tutti, proprio per mettere nelle fessure, si gonfiava e quindi il vino dopo non scappava. Tutti i lavori che si facevano prima della vendemmia e ogni cortile aveva uno o più di questi brettieri, tini che dir si voglia, dove spesso davano le anatre, anche un po' a spazzare, o i bambini giocavano con le barchette e via. Qui, come vedete, e come vi ho detto prima, i cerchi sono di legno, no? Qui si usava, lo ripeto, o il nocciolo o la betulla, almeno questo ho imparato dai documenti. La vendemmia viene tirato giù dall'albero, il cesto ovviamente non è di plastica. No, guarda sulla betulla, no? E allora vuol dire che la betulla, quella volteria era spontanea in questa cosa. Perché non lo è adesso? E adesso non lo è spontanea. Perché un paese Sì, tutto spontaneo, come betulla. Ce ne parecchie. sì, durano poco, ma sul versante nord, Trasaghi, Bordani, pieno di betulla. Durano poco, muoiono, arrivano su altre e via, certo. Sì, c'erano sicurissimamente anche quella volta lì. Adesso non mi ricordo, ho letto comunque che i cerchi erano di betulla, per cui. Poi vediamo la scenetta, qui c'è una signora che fa la pigiatura, qui vedete che viene la sotine parfurlana, ecco, sotine viene da sotspine, perché questa è la spina, no? Il rubinetti, questa è la spina, sotspine è la sotine, che qui era il cop, la specche, la scodella, e il signore assaggia il mostro, come abbiamo fatto tutti, no? Non potevi esagerare, chiaramente, non perché ubriacasse, ma perché ti dava qualche problemino intestinale piccolo. Questo è il mese di settembre. Poi se andate lì nella chiesa di San Pietro vedete anche tutti gli altri mesi, ovviamente con altre belle cose. Qui, mi pare in casa Cavazzini, vedete che un cesto viene calato dall'alto, una signora che vendemmia, qui c'è uno che fa la pigiatura, un bambino, una bella scenetta, un bambino che mangia l'uva, e questi qui sono andati a caccia di cinghiale, eccolo qua, no? Bello vissuto, veloce. Rosazzo. Rosazzo è da sempre famoso per i vini, da sempre, da quando ho fatto lì questa non italiano, ostia, la badia parfulana, sì.
Qui possiamo notare la sistemazione della terra, del terreno, che è collina dolce, c'è la parte messa qui in piano e poi c'è la parte in pendio che è un ciglione, rivafacula. La sistemazione si chiama ciglionamento, che è più dolce rispetto ai terrazzi. Il terrazzamento invece prevede il muro a secco, quindi molto più lavoro, molta più manutenzione. Inoltre qui l'erba chiaramente veniva data alle vacche, va bene? Ci sarebbe anche altro da raccontare sull'abbazia, questa è. Qui attualmente ci sono vini molto buoni, ma sì, ecco lì rimane l'unico, poi magari ve ne parlo la prossima volta, l'unico viticoltore che fa ancora la ribolla come si faceva nel Medioevo, né più né meno, e andava tutta in Austria e Germania, si trova proprio qui sotto l'abbazia. La fa ancora con quel metodo lì. Grado alcolico 5. Logicamente rimane dello zucchero, non può chiamarla vino perché se non ha almeno 10 di grado non può chiamarla vino, però la tecnica è quella. La ribolla come nel Medioevo, quando la nostra ribolla, soprattutto Collio e Istria, aveva conquistato i paesi di lingua germanica. Era carissima, ma vabbè, è un'altra storia. Ecco qua Gorizia, qui nel 1600, l'albero sempre con la vite che si arrampica. Gorizia ha diversi e prelibati liquori. Vino buono veniva chiamato liquore, d'accordo? Buono. Vini con capacità. Allora, vini esquisiti come Prosecco, vi dice qualcosa? Gorizia 1600, Prosecco di Staragora, quindi sono località, di Cormons, Lucinico, dei Colli, perché Collio è una stupidità tradotto malamente, perché non esiste Collio singolare dell'anno, e Reposchi. Quindi quando si dice vado sul Collio, dovrei dire vado sui Colli, quello sarebbe l'italiano corretto. Poi vabbè, basta che sbagli un cartografo e non ti corri da Google, per cui i Colli sono diventati il Collio, vabbè. Il sloveno è rimasto invece normale. Quindi vedete che c'era già un vino chiamato Prosecco, ma c'era già anche una vite chiamata Prosecco. Prosecco è un nome geografico. Dove si trova? Nei comuni di Trieste, certo che sì, sull'alto, per cui, come spesso succede, una località dà un nome a un vino e poi il vino dà il nome alla vite. Chiaro il passaggio? Approfondiamo subito. Tokai, mai sentito? No, cosa è Tokai? Una cittadina ungherese di 5.000 abitanti. Malvasia, cos'è? È una cittadina greca di 4 gatti. D'accordo? Bene. Il vino di Tokai era famoso? Sì. Già nel 1500, 1600, 1700 lo bevevano tutti i re d'Europa, era il re dei vini, il vino dei re, il Tokai. Il vino di Malvasia era famoso? Certo che sì, certo che sì. E allora, il nome geografico passa al nome del vino, sì o no? Il vino di Tokai diventa Tokai, il vino di Malvasia, che si trova nel Peloponneso, diventa Malvasia. Poi, che cosa succede? Le viti, abbiamo detto, si seminano, ogni vite è diversa dall'altra. Oppure Tony andava nel paese vicino, arrivava con una vite nuova. Manny andava in Emilia, non so, a comprare la mortadella e arrivava con una vite emiliana. Non sapeva come diavolo si chiamasse. Quando questa vite cresce, devo darle un nome, soprattutto se ho aspirazioni su di lei, qualche naso frutto in noi un nome altisonante, no? Che ci sa che diventeranno figli, cose del genere. E così hai grosse aspirazioni per questa vite, speri che ti dia qualcosa, dai un nome benaugurante, quindi do un nome di prestigio, per cui quella vite lì la posso chiamare Tokai, la posso chiamare Malvasia, la posso chiamare Refosco, la posso chiamare Vernaccia, Vernaccia è un paese delle Cinque Terre, e potrei continuare.
Quindi il nostro Tokai evidentemente non ha nulla a che vedere con l'Ungheria, è semplicemente un nome di prestigio che è stato dato a una vite sconosciuta prima, non si sapeva da dove venisse, le ho dato un nome di prestigio e in effetti poi ha svolto un'ottima funzione. Quanti Tokai ci sono? Ne ho contato una ventina. Non c'è solo il nostro, c'è anche un Tokai rosso sui colli berici, si deve essere, che poi non è altro che una vite molto usata. Che cosa la vite coltivata in Sardegna qual è? Dai no. Il Cannonau. No, il Tokai rosso è il Cannonau ed è la Grenache dei francesi, la Garnaccia dei catalani, per cui la stessa vite può prendere 50 nomi diversi. I 20 Tokai sono viti diverse che hanno lo stesso nome invece. Quante malvasie ci sono che non hanno nessunissima parentela tra di loro, una bianca, una rossa, una blu, una Balins, una è aromatica, una no. Ne ho contate almeno 60. Perché poteva succedere in Spagna, Catalogna, in Campania, in Istria, in Friuli, viene su una bella vite come la chiama? Malvasia. Perché? Perché era un nome prestigioso di un vino prestigioso. Malvasia era un vino molto prestigioso, si vedeva a Venezia, che era la nostra metropoli, in locali che si chiamavano appunto Malvasia. D'accordo? Boh. Scusi, Prego. il vino Tokai ungherese, io non l'ho mai assaggiato, non ha niente a che fare con il nostro, sono simili per caso? No, nulla a che vedere. Attenzione, il nostro vino Tokai si fa con la vite Tokai, d'accordo? Per fare il Tokai ungherese ci mettono l'uva di almeno 3 viti, minimo 3 viti. È un uvaggio, uvaggio vuol dire mettere insieme l'uva per fare un vino, chiaro? Bene. Queste 3 viti non hanno nulla a che vedere con il nostro Tokai. Il nostro Tokai è di origine francese, va bene? Assomiglia al Sauvignon. I francesi lo chiamavano Sauvignonas, un Sauvignon così con le robe, no? Loro non l'hanno più coltivato perché produce tanto, perché gli abbassava la qualità dei loro vini pregiati. È arrivato in Friuli, probabilmente, vi spiegherò meglio queste cose, probabilmente assieme al Sauvignon, c'è Nobiglino, totalmente Tokai, no? Qui o zona Portogruaro, però zona Cividale il Tokai si chiamava Aleatico, perché l'Aleatico era un vino di prestigio, perché era un vino dolce e i vini dolci erano quelli di prestigio. Una volta il dolce, la Malvasia era dolce, il Reposto era dolce, il Reposto era dolce, l'Aleatico è un vino dolce, il Tokai, guarda che col Tokai, almeno fino agli anni 30, si facevano vini amabili, vini dolci, come le essi secchi, no? Vino da pesce, via, guai, sale dolce, via. Si faceva vino dolce, si può fare col Tokai come con tutte le altre. Il Tokai ungherese ci sono, tutti dicono che è un vino dolce, eccetera. Sì, c'è anche un Tokai ungherese dolce, ma ci sono altri 50 Tokai ungheresi, ecco, che non sono dolci e che sono buoni, che se ne dica, non le bonce, schifo, no? Per forza si compra quello che era qua nel supermarket una volta, Samoroni, vabbè, figurati che stati plasi. Però ne trovo, io non so, ne trovavo anche nel supermarket qui dei Tokai ungheresi, secchi, molto buoni, e dico, perché no? Tra l'altro. Vabbè, questo è un altare, penso sia del 1007, appunto, quando si va nelle chiese bisogna puntare l'occhio nei particolari perché spesso sono una lezione di storia. Si va per pregare, ma insomma se si può puntare l'occhio perché no. E qui vediamo la vite maritata all'albero, che poi lì vicino c'era anche la rappresentazione del frumento, no? Vino e pane evidentemente fa parte della nostra simbologia. Qui vediamo zona cividale dei filari, qui si vede molto bene, no? Dei filari con le viti che passano da un albero all'altro, qui si vede molto male, però questo era il paesaggio. E vabbè, vedete quel che vedete, però vi assicuro che era molto bello anche questa carta, poi qui è stata fatta bene, riuscite però a vedere i filari, e tra un filare e l'altro il frumento, qui si vede un po' meglio, ecco qua. Era tutto così,
Va bene? Sì, era molto bello. Ovviamente, che cosa succedeva? Che il vino era mediamente scadente. Perché? Perché c'era concorrenza tra l'albero, concorrenza non solo per le radici, per la luce, le foglie dell'albero e le foglie della vite. Inoltre, tirando le viti a cordone tra un albero e l'altro, facevano una vegetazione, un affastellamento pazzesco, chiaro? Per cui non passava l'aria, passava poco la luce e il vino evidentemente aveva una bassa gradazione. Ma non era quello che interessava di avere qualcosa da bere che non fosse acqua. Perché non volevano bere acqua? Non che non volevano berla, perché d'estate bere acqua significava prendersi almeno un mal di pancia, minimo, anche perché non c'era l'acquedotto Friuli Centrale, e non c'era fino agli anni 50, guardate che l'ha fatto l'altro giorno. Prima c'era l'acqua di pozzo, vi lascio immaginare l'acqua di pozzo il mese di luglio, no? Oppure c'era il Squei, questo stagno nel mezzo dei paesi dove entravano le pecore, le anatre e via, oppure andavi fino al tagliamento a prenderti l'acqua. Questo è. Allora, chiaramente potendo bere vino era una bevanda igienica, perché quel po' di alcol che aveva e l'acidità tenevano lontano i microbi. Chiaro? Si mescolava acqua e vino, e già in epoca romana non per altri motivi e via. Quindi c'era il concetto di vino, era completamente diverso di quello attuale. Adesso è un fatto edonistico, bevo la bottiglia da 30 euro, quando vengono a trovarmi faccio un figurone, magari dopo fa anche schifo, no? Ecco. Oppure non lo sai apprezzare. Come che di Feagni che sono andati in Francia e gli hanno regalato lo Chateau di Chem. Oh, una cosa, sì, insomma, è uno dei vini più cari al mondo, no? Visin che puoi fare un rapporto con il miglior piccolino che non esiste più. Questi qua, tornando in autostrada, hanno aperto la bottiglia di Chateau di Chem. C'è porcarie, l'ho buttato giù per il lavandino. No, e se non sai che cos'è, c'è porcaria, no? Tu provi sul toccai e madonna c'è schifo. Gemona, vedete che qui muri da tutte le parti, è la famosa Gemona, questo è il conoide, no? Qui dentro le mura, qui il castello, poi lungo il conoide, giù in Campania fino a Osoppo, pieno di muri, merlati, terremoto è finito tutto, d'accordo? Perché i muri? Per tanti motivi, ma chiaramente il motivo era mi difendo da chi? Dai malintenzionati, soprattutto notturni. Uno dei motivi per cui non mettevano il palo, cioè perché facevano le viti sugli alberi e non sui pali, come si fa adesso? Non c'era il palo di cemento e i pali di legno erano rari e molto cari. E se tu piantavi in aperta campagna dei pali per metterci le viti, sta certo che il giorno dopo non c'erano più, perché li bruciavano o li rivendevano. E qui, fino a Udine, si coltivava il castagno, ho tutti i documenti, o anche quanto ne facevano per ettaro via, si coltivava il castagno per fare pali. Perché il castagno, sapete, no? Dura nel tempo, tutti i panini, sta roba qua. Si coltivava non tanto da frutto, ma soprattutto però ci sono tutto documentato, i turni d'Italia, ogni quanti anni, quanti pali si facevano, quante stanghe, quante fascine da bruciare e via. Quindi era ovviamente, torno a dire, un mondo diverso. A proposito dei furti, il furto campestre era una delle piaghe di Friuli. Parlo fino a tutto l'Ottocento, ma l'ultima multa che ha fatto la Guardia Campestre nel mio paese è poco prima del terremoto, 1974 credo, va bene? Perché una signora è andata a rubare le patate, e va bene, furto campestre, e la Guardia la beccava. Comunque, le piaghe del Friuli erano, primo la bestemmia, quella la prima in assoluto, è scritto tutto, Secondo, l'ubriachezza, poi la pelagra e infine il furto campestre, perché la gente doveva mangiare e andava a rubare. E la polizia diceva, se io metto in galera i ladri, devo mettere in galera tutto il paese. Tutto scritto e documentato. Ma non si va a rubare neanche a ciliegie, no? Anche perché non ci sono più ciliegie da rubare. Vabbè, qui Gemona negli anni 60 è la stessa cosa, non ho mai capito, secondo me è così. Di quando era l'immagine prima? Quale immagine?
C'è il disegno di Gemmo anche qui. Questo è il 1700. Sì, ma era già così anche nel Medioevo, anche nel secolo prima. Poi vediamo se si dice in grandino un po', ma non importa. Boh, dai. E vabbè, qui è qui è il... Ah, c'è vecchio. No. Qui è il quartese, credo, da Plevan di Maian, eccolo qua. Allora cosa gli danno? Frumento, ovviamente, poi segala, orzo, avena, fave, lenticchie, eccole qua, quindi lenticchie coltivate in friuli, sorgo turco è il mais, sorgo rosso il sorgo, miglio, grano saraceno, vino. Quanto vino? Quince, 20, scusate, 20 quince più una secchia. La secchia è la sesta parte del quince. Il quince è circa 80 litri. Quindi adesso sapete quanto beveva il Plevan di Maian. Lui la serva, immagino, perché insomma. No, ecco, lascio così. Oh, benissimo. Si vede quello che si vede, ma non importa. Provesano, sapete il Calais? Dove c'è la chiesa con i dipinti di Gian Francesco da Tormezzo. Bisogna andare a Provesano su un altro su quello. Qui è cosa? Questo è il tagliamento. Saletti, saletta, laurì, salicetto, dove sono i salici, no? Bene. Tutto quello che vedete qua, vedete, insomma, quello che vedete, questi puntini che sarebbero rossi qua, li vedete? Sì. Delle piccole virgole rosse, quelli sono tutti alberi che portano le viti, d'accordo? Per cui tutta la campagna, si può vedere benissimo, era abitata. Gli alberi singoli probabilmente sono morari, perché venivano tenuti separati i morari dalla vite, non dovevano farsi concorrenza, perché la foglia del moraro era molto pregiata e spesso andava al paron, e ogni giorno in quell'epoca lì c'era il mercato della foglia del moraro, anche a Udine, dove c'è via del Gelso, della foglia dei gelsi si dava ai cavalieri, poi si vendevano i cozzoli. Sì. I cavaliers, cioè i fillugelli, mangiano solo la foglia del moraro, niente altro, niente altro. Per dirla velocemente, fino a inizio Novecento i morari erano tenuti separati dalle viti. Poi con l'inizio Novecento ho cominciato a fare i filari in modo diverso, mettendoci il morar sul filare, ma non doveva toccarsi con la vite, chiaro? Perché la vite non doveva salire sulla chioma del moraro, altrimenti si danneggiavano a vicenda e io non potevo vendere le preziose foglie di cui c'era tra l'altro, ripeto, mercato ogni giorno. Nogaredo di Prato, stesso discorso, quelle robe rosse lì sono alberi con viti, mentre vedete qui che dove venivano tenuti i morari? Lungo le strade prevalentemente, eccole qui, se andate a Nogaredo ci deve essere ancora questo stradone diritto qua, no? Eccolo qua, lì è Casa Matta, che oggi si chiama Bonavilla, d'accordo? Eccola qua. Attorno ai centri abitati hai la parte coltivata, attenzione, qui non hai solo viti, qui è terreno arato e nel terreno arato ci metti le viti, chiaro? Quello che il bianco qua, il chiaro è tutto arato, qui è arato senza le viti, quello qua il colore grigetto, grigio, verde, militare, cicalè, sono prati, va bene? Perché dovevi dare da mangiare alle vacche e alle pecore, per la lana e perché le vacche facevano i trasporti e eravamo i campi e facevano ben poco latte per non dire niente. Ecco, Comune di Martignacco 1826, vi fate un'idea precisa di com'era l'ambiente coltivato. Aratorio nudo, questo, cioè campi arati senza nient'altro, voleva dire sostanzialmente frumento. Aratorio arborato abitato, questa specie di marron qua, che è tanto, quindi terreno arato con gli alberi e le viti, d'accordo? Boh. In giallo, aratorio moronato, i moroni erano i gelsi, moroni perché i periti che venivano qua erano lombardi e usavano il termine lombardo,
d'accordo? Boh. Poi questo qua è prato, perché lì ci sono anche colline, pascolo pochissimo e il resto sono altre cose. Quindi c'era pochissimo, come vedete qua, aratorio, cioè terreno arato, con i gelsi, molto poco, d'accordo? Erano tenuti separati. Butrio, buri, ogni puntino significa viti, quindi la zona di Butrio già all'epoca, ma qui era pianura di Butrio, Chiamini eccetera, era vitata e ovviamente sarà stata anche la collina con criteri simili peraltro. Adesso non le riguardiamo certo tutte perché sennò non lo finiamo più. Ecco, qui era bassa, piancata, ecco qua, le viti fin dove si poteva. Qui Marianis, sapete dove è Marianis? Siamo praticamente sul mare, ecco qua, coltivato con viti praticamente qui sul mare, dappertutto dove si poteva. Qui vedete la pianura friulana, vedete molto bene i filari, eccoli qua, e qui lungo le strade ci sono i gelsi. Ecco qua, vedete? Qui si nota benissimo che non ci sono viti, questi sono gelsi, mentre qui ci sono alberi con viti. Qui siamo a metà 800 circa, qua si vede meglio ancora. Ecco qua. Qui vedete le viti che vanno da un albero all'altro, mentre lungo la strada, qui vedete che sono gelsi da soli. Questo è molto interessante, un ex voto, un santuario lì dei frari di Lemone, 1860 quel che è, si sono sparati, non importa. Qui vedete gli alberi e vedete fra un albero e l'altro che corrono i cordoni delle viti e c'è un legno che tiene separati questi cordoni in modo che passi un po' di luce e un po' di aria, d'accordo? Bene, qui si vede ancora meglio perché è stato fatto un disegno appositamente, qui si vede ancora meglio, ecco, non serve neanche che stia a commentarlo, no? Oh. Fino a quando, non so se fino a quando si è smesso questo uso? A fine 800. Ah, proprio a fine 800? Sì, non da un giorno all'altro, però ancora inizio Novecento c'erano queste cose qua. Poi sono passati, vedremo subito, a togliere, si cominciava anche a usare del legname, era diventato disponibile, i pali, quindi togliere gli olmi, non servivano più, anche perché per alimentare le bestie c'era l'erba medica, cioè c'era innestato un meccanismo completamente diverso, no? E allora lungo i filari si sono messi i gelsi, quindi avevi non più le foglie per i maiali, avevi la foglia per il pacco da seta, lo stesso filare, avevi lo stesso la legna, perché si brucia tuttora, no? Legna di gelso, il frumento tra l'interfila o l'erba medica e il vino. Ecco, questi sono 6 refoschi, non hanno nessuna parentela tra di loro, nessunissima, d'accordo? Il primo è quello del peduncolo rosso, questo è quello di Paesi, il refoscon, questo è il refosco di Ronchedo, questo è il refosco Guarnieri, questo è il refosco bianco. Vedete che esiste anche il refosco bianco. Vabbè? Perché si dava un nome di prestigio. I vini più prestigiosi che avevamo nel 1600-1700 erano il Picolit e il refosco. D'accordo? Entrambi dolci per essere venduti fuori dal Friuli. Si bomba, si vedeva bene. Ecco. Questo qui è un signore di Fagagna, è stato sindaco di Udine, un Peccile naturalmente, è stato senatore, destra storica, massone, tutte queste belle cose, un personaggio straordinario che ha fatto cambiare la viticoltura. O meglio, è stato un profeta. Lui aveva già in testa le vigne di adesso. Lui si trovava in mezzo a questa grande confusione di alberi, di viti, ma vi assicuro che era una grande confusione anche per le viti. Non vi ho detto che lungo un filare potevi trovarci 50 viti diverse, d'accordo? E lui ha cominciato a dire vonde, dobbiamo mettere solo viti che siano chiaramente produttive per il mercato, perché ovviamente lui, benestante, pensava anche al mercato, non solo il vino come alimento. Aveva anche voce in capitolo, essendo senatore, possidente, aveva le sue vigne, pagava di persona. Faceva lui gli esperimenti a Fagagna e a San Giorgio della Richinguelda, dove aveva un'azienda. Se serviva un maiale di produttore, andava lui a Londra a spese sue a prendere il verro, cioè il maiale maschio di produttore.
erano gente di un'altra epoca, pagava di persona e non aveva nessuno a cui chiedere contributi, non c'era la regione, lo faceva per il bene di tutti, ma perché? Chiaramente non era socialista, è ovvio, no? Lo faceva perché se stanno bene i miei contadini, sto bene anch'io. Se sanno leggere e scrivere, perché le scuole di Udine le ha fondate lui, l'igiene a Udine l'ha fondato lui, se sanno leggere e scrivere, sono più istruiti, lavorano meglio anche nelle mie aziende, capiti? Quindi aveva questa mentalità, che ha portato poi nella seconda metà dell'Ottocento una vera rivoluzione incruenta, non socialista, se vogliamo anche pilotata un po' dall'alto, che ha fatto un sacco di bene ai privati. Prima guerra mondiale, finito. Scusi, di nome Pecine, Gabriele Luigi. Suo figlio Domenico poi ha continuato un po' l'opera del padre, nei tempi erano cambiati. 30. Qui vedete, non mi ricordo in che anno, qui c'è stato un fulmine che ha fatto cadere la guglia del campanile, non mi ricordo che anno fosse. Comunque, vabbè, muri anche qui. Questi alberi che vedete qui sono tutti gelsi e sotto ci sono le viti. Quindi era già cominciato l'accoppiamento della vite col gelso, d'accordo? Per fortuna c'era la neve, quindi si vede tutto il modo chiaro. E questi qui, che era il famoso Soreal, che si diceva prima, no? Chiappi sottoposti di Soreal, ecco, perché si coltivava anche molto mais tra le viti, perché la gente mangiava polenta. Scusi, perché hanno iniziato allora adesso a mettere le viti tra i gelsi che prima hanno tenuti come bene prezioso? Sì, erano bene preziosi anche dopo, perché non si toccavano con le viti. Se io ho un gelso qui e uno in fondo là, le viti non le metto, non le pianto al piede del gelso, le pianto a 2 metri dal gelso, 3 metri e metto un palo. Quindi le viti vanno sul palo, poi, attenzione, è arrivato il finestrino, il fil di ferro che prima non esisteva, quindi si tirano 3 fili e le viti vanno su per i fili, non toccano il gelso, chiaro? Separati in casa. E allora avevo I gelsi sono agli antipodi del filare lungo. No, si trovavano anche lungo il filare, che ne so, se filare 100 metri ti trovi un gelso ogni 4, 5, 6, qualche anche meno veramente. Però non venivano in Tra un gelso e l'altro ci mettevi 1 o 2 viti, ma distanziate dal gelso, tirate sul fil di ferro. È quello che ancora si vede in giro, Rimangono ancora situazioni del genere, anche qui fuori Udine in periferia. Dopo al posto del gesso dove si pali dopo. No, al posto del gelso c'era il gelso e i pali, quindi fra un gelso e l'altro ci mettevo 1 o 2 pali. La vite veniva piantata alla base del palo, d'accordo? Non si avvicinava neanche al gelso, chiaro? Non si vede ancora in giro, forse anche una foto. Questa qui è la vite selvatica che è scomparsa perché sono arrivate le famose malattie dagli Stati Uniti che ogni tanto ci creano qualche problema. Queste viti, nessuna vite europea aveva una resistenza genetica alle malattie americane, mentre le malattie americane convivevano da secoli con la vite senza nessun problema. Chiaramente qui non c'era una difesa genetica, come quando l'uomo bianco è andato nel Sud America, ha portato il raffreddore e gli iosofforti di raffreddore non avevano resistenze genetiche, d'accordo? Quindi cosa è successo? Mentre le viti coltivate bene o male siamo riusciti a difenderle, la vite selvatica no, era nei boschi, tra i fossai, nelle radure, si arrampicava sugli alberi, sulle querce, dappertutto. Ovviamente poteva impollinare la vite coltivata, per cui tante viti che nascevano spontanee erano figlie della vite selvatica. Pare che anche il piccolino sia figlio di una vite selvatica, chiaro? Bene. Ve la descrive molto bene Ippolito Nievo. Se leggete Ippolito Nievo, sono documenti dell'800, parla del piccolino, parla della rifolla, parla del refosco, parla della vite selvatica, non nelle confessioni di un italiano, ma nella Santa di Aravalè. Attenzione, una penna mia. Tutto l'intorno, poi, era un folto di piante secolari su cui la lambrusca, la vite selvatica, tesseva gli attendamenti più verdi e capricciosi, coronava la cima di un olmo e poi si abbandonava ai sicuri sostegni della quercia
e abbracciandola per ogni verso le cadeva d'intorno in leggiadri festoni. Da ramo a ramo, da albero ad albero, l'andava via come danzando, e i suoi grappoletti neri e minuti invitavano gli stornelli a far merenda ed i colombi a litigare con questi per prenderne la loro parte. Vieni, no? Sarà scomparsa e non si trova proprio più. Quindi è una perdita genetica, se vogliamo, anche notevole, perché si poteva usare per fare incroci, ottenere piante che ne sono resistenti e via. In totale una di 4 migliaia si Sì, chi di no però. è stata segnalata. La vita selvatica? Sì, mi hanno detto, ma mi punge vaghezza che sia vite rinselvaticità. Anche perché quando in salvati qualche volta il bacò, quegli ibridi lì, mi hanno detto anche a me, ma finché non tocca. Anche perché l'acino è diverso, tra vite selvatiche e vite coltivate l'acino è diverso, e poi bisognerebbe fare il DNA. Lavori col DNA sulla vita selvatica neanche all'università non mi pare, per cui sì, non vi ho una prova. Secondo me è scomparsa, va bene. Ecco qua il polito nero di cui vi ho appena parlato. Villa Manini Passariano, tutti i puntini che vedete sono viti, no? Ecco, quindi anche la pianura era completamente evitata. Normalmente nell'800 70% della pianura era evitata. La zona di Latesana 92% di viti, sempre il documento, Eccoli qua. E qui vedete quello che vi ho spiegato finora, le viti che vanno sull'albero sull'olmo e corrono da un olmo all'altro, mentre qui riuscite a vedere, sì, i bossi dai. Ecco, questi sono invece i gelsi, i morari. Come vedete si mette un palo tra un moraro e l'altro e le viti sono piantate sotto il palo, e poi con i fili di ferro, oppure quando non c'era ancora con delle stanghe di legno, si tiravano le viti di qua e di là a ventaglio, in modo tale che prendessero il massimo di luce, quindi il vino era più buono e aveva anche probabilmente qualche grado di più. Boh, i vini. Ecco, questo è fuori casa mia, vedete i due morari, il palo dal miece, e poi qui ci hanno messo delle viti così ultimamente. Qua si vede molto bene, 2 viti e 2 morari. Questo è poi Udine, Godi. Ecco, qui vedete dei filari molto avvicinati di vite, in mezzo si nota molto bene il frumento. D'accordo? Bassa Friulano. Qua vedete delle viti attuali, tutto ciglionamento, da noi c'è poco terrazzamento e molto ciglionamento. Terrazzamento è una viticoltura eroica, qui è Rocca Bernarda, qui una sistemazione sempre in quella zona lì, vi faccio vedere. Qui è una sistemazione a girapoggio, si chiama così, un vigneto di Toccai, eccolo qua. Questo è l'inverno con il signore lì che fa la potatura. Questi sono i colori classici dell'autunno. Qui dov'è? Miramare. Sì, sarà Miramare, no? Sì, ma non è proprio se Miramare non è proprio Luino. Ma mi riparte le Miramare, anzi sei sicuro, vabbè. Quello che volevo dire, allora questo paese qui è quello sotto Prosecco, non sai se si chiama Contonello, o Contovello, vabbè, non importa. Guardate, se voi andate qui adesso, questa è la strada che viene giù, o qua su, e vedete il paesaggio, è così? No? Ecco, questi sono quelli che i triestini chiamano i pastidi. Le vigne fatte così in collina loro le chiamano pastidi, d'accordo? Ecco. Come vedete, avevano voglia di lavorare all'epoca, no? Qui è Prosecco è diventato, allora, velocemente, a Prosecco il vino era molto buono, si faceva ribolla di Prosecco, è un nome lungo, invece che ribolla di Prosecco hanno cominciato a chiamarla Prosecco, chiaro? Poi hanno trovato una vite, probabilmente a Gorizia, come la chiamiamo? Prosecco è famoso, abbiamo chiamato la vite Prosecco. Da Gorizia è andata giù a Val d'Obiadene e Conean, e i veneti che ci sanno fare evidentemente ne hanno approfittato, d'accordo? Qui vedete com'era il paesaggio di Tato a Trieste. Che anni sono lì? Forse ancora negli anni 20 poteva essere così, o poco prima, insomma.
Sì, per in Austria, Anche fino a 800. penso. O fino a 800, sì. C'era la ferrovia. C'era... Bravo, c'è la ferrovia, sì. E che dice? Bene. La napoleonica sopra e la costiera sopra. Comunque dai. Le pergole, quasi ogni casa aveva la pergola fuori, pure le pergole le potevi fare anche nei campi. Le schiave musse. La schiave musse. Qui nella mia zona, fuori casa ci sono le viti, le pergole, qua ne vediamo una qua, eccola qui, qui è sempre, ecco qua le viti sempre, perché facevano ombra, soprattutto il bacò, si metteva il bacò, a tempi lui di una tende, mi diceva una signora, e poi l'inverno va benissimo perché cadono le foglie e ti arriva il sole, no? Sì. Adesso le foglie danno fastidio, figurati, no? Adesso guai, si prende un acino sulle piastrelle, però ti mangiavi l'uva, avevi la tenda che teneva molto fresco l'estate, più di una tenda di quelle di tela sicurissimamente, perché la pianta traspira e quindi rinfresca, invece la tela no, ti fa un effetto serra, e c'erano tutta una serie di vantaggi. E c'era il legno da bruciare. Ecco qua anche. Ecco qua una bella, vedete che poi serviva, no? Qui è d'estate chiaramente, sotto qui le donne vanno a lavare sotto la pergola, oppure si andava a chiacchierare, a cucire, così qua, no? Qui è il mio paese, qui vedete delle pergole tirate molto alte sopra una concimaia, questa è una concimaia, dentro la quale hanno fatto anche l'orto chiuso perché non c'entrassero le bestie a mangiare l'insalata, siete bravi voi, d'accordo? Bene. Qui c'è scritto vino pergoleno, vino di pergola. D'accordo? Bon. Qui è Costa Beocchia, come riuscite bene a vedere, non ci sono fili di ferro ancora, ma ci sono solo stanghe, come qui a Buia. Il pittore è Ursella, l'avrete sentito nominare, questo è suo padre, e vedete che non ha filo di ferro, sarà agli anni 30 qua, solo stanghe tirate orizzontalmente. Qui è una banchina, sopra d'accento, perché la vite viene tirata di lato, no? Si chiama banchina friulana. Qui è una pergola a venzone, non so perché, ma lì la pergola la chiamano chiamiele, non so perché. E il berceau? E il berceau è francese evidentemente, berceau, particolare, sì, è francese, una delle non poche parole francesi. Qui vediamo, questa mi interessa. Eccola qua, le viti tirate a scune particolari, a culla, cioè tirate così, che facevano un angolo tendenzialmente di 45 gradi, e qui vedete che tutto il filare è così. Questo era un pezzo di storia. Toccai giallo, ottimo, a zoppola, e Moazzi Farò, le figlie il giorno dopo hanno tagliato tutto. Vorrei fare un po' di museo, no? Ecco, perché era l'unico impianto fatto così di tutto il Friuli. Si chiamava Acuna in zona, la scuna è particolare. Il collio attuale che è ancora tanti ciliegi, mentre il collio attuale non è più. Allora, ho parlato di pianura, in pianura c'erano pochissimi o niente alberi da frutta, in collina invece, zona cividale spessa, Cormons figurarsi, c'erano sempre alberi da frutta, insieme alle viti, in particolare ciliegi, sono camionate di ciliegi, no? Ecco, mele e pere, più pere che mele, la pera molto meno, era i pierci quelli di vigna, no? Quelli piccoli, grandi, sì, ma non erano poi granché commerciabili. Quello che commerciavano era la ciliegia, la mela e soprattutto la pera. Perché le pere? Perché sono più dolci, quindi erano il dessert. Non esisteva il dolce, non c'era l'eridania, quindi il vino dolce era pregiato, la frutta più pregiata era quella dolce. Ma il pianura perché non c'è mai stata? Anche quello sarebbe da capire. C'era, ma... Perché prima lei diceva cioè, perché avevamo bisogno del legno per bruciare. E sì, boh, sugli alberi da frutta non potevi tagliare perché altrimenti non fai frutti dopo, mentre sull'olmo anche il gesso puoi tagliare, che poi fa le foglie, sul melo no, ma anch'io
al mio paese pedemontana, alberi da frutta da tutte le parti, andavo dai nonni nella bassa, c'erano 4 meli nel cortile, ma nella campagna no. Anche Perché io ho cosa sempre dire? pensato, perché tutti ti raccontano che andavano a rubare a ciliegie, E ne ho turbato e tanto. nessuno piantava un albero di giardino. E nessuno? E nessuno piantava un albero di giardino. No, perché c'erano già. No, c'erano già, c'era uno, l'aveva rubato di perché. Sì, in particolare le ciliegie precoci, perché le prime che venivano erano le più concupite, no? Erano anche quelle più sorvegliate. C'era sempre la signora con il dietro, con la bocca. Altri tempi, questa è la pianura attuale. Tutto il giallo che vedete, mais. Qui la zona Flaivano, Sadeliano, quella zona lì. Qui era tutto vite, come vi ho detto prima, no? Poi quei filari, quei gel e via, scomparso tutto. Qui tutto mais, adesso mais e soia. Per dirvi, lui ha detto prima dei cambiamenti, sì, è cambiato il mondo insomma, no? Noi non siamo nostalgici per carità, sappiamo solo che questo sistema non può durare. Oggi si direbbe non è sostenibile. Non sto a dirvi perché. Ecco, questa è la situazione attuale di quella zona lì. L'unica parte che si salva è questa, perché lì c'era una vecchia tomba pre-romana, qui ce n'era una, l'hanno buttata fuori subito con le ruspe per non sapere il tempo, e qui l'hanno un po' salvato e ci hanno messo via. E qui vediamo il paesaggio attuale, mi secca, però ci mettono i cipressi. Di nuovo, non sei in Toscana, no? Eppure, sì, belli, lo so, infatti, belli, qui c'è l'olivo, eccetera, eccetera, bellissimi. Nella nostra cultura il cipresso è quello dei cimiteri. Non siamo in Toscana e avremmo 50.000 alberi da metterci, però se la gente vuole i cipressi, che si mette i cipressi, sono utilissimi. Voglio dirvi che il paesaggio cambia anche per questi aspetti di costume culturale. Vero che viene, dopo spring e vigna sei buoni. Ecco, anche qua vedete, questo mi piace già più perché sono solo 2 cipressi molto isolati, qui è il Mont Sclafade e poi qui questo sarà Refosco e buon siete stufi, no? No, io ho veduto che qualcuno ne dormite, ma non faccio nomi. Vi dico ancora un aspetto, poi casomai si continua la prossima volta. Una data dovete ricordare per la storia della vita in Friuli, ma anche per la storia dei friulani, perché se non c'era vino, miseria. Non voglio citare sempre Nievo, anche perché non ho portato dietro il pezzo, ma quando è arrivata questa malattia dall'America c'era miseria, perché non c'erano più viti in produzione. Quindi non avevi vino da bere, mancanza di energia, non avevi neanche per poter pagare l'affitto e non avevi vino da vendere. Per cui se ti andava male il vino, tiravi cinghia, d'accordo? E il Nievo lo spiega molto bene, mi pare nel romanzo Il Conte Pecoraio. Vabbè, questa malattia i furlani reclamare fumate di vino. 1850, questa è la data da ricordare. Metà 800, 1850, vabbè. È arrivata, per vicende che non sto a dirvi, questa malattia, la fumata del vino, in italiano oidio, e ha fatto il disastro, perché le viti nostrane non erano preparate geneticamente, perché non si sapeva con che cosa combattere questa malattia, non si sapeva ancora. I preti dicevano che è un castigo di Dio e quindi bisogna accettarlo. Ci sono le prediche dove sta scritto. Certo. Poi, ma comunque, distrutto tutto, non c'era più produzione. Il prete scriveva anche: non ho neanche un boccale di vino per dire messa. Naturalmente arrivava vino da altre parti, contraffatto, perché da sempre si è contraffatto il vino. Sono documenti da sempre, non solo gli osti, i venditori, tutti gli osti poi erano famosi, logicamente, per fare il vino sul bastone, no? Il vino si fa Sanci e Cunoli. Anche, sì. Su che zona è arrivato questa malattia? È arrivata in tutta Europa. È arrivata prima in Inghilterra, dove l'hanno scoperta in una serra con le viti. Da lì è arrivata in Francia e poi, siccome è un fungo microscopico, basta il vento per portarla in giro. Quindi blowing the wind, per citare, vuol dire. Quando un ladino non è un mare che non sei un bene.
perché il Pecile di Fagagna che ho citato prima ha detto, no bene per carità, ma ha detto, boh, tante vigne sono scomparse, adesso mettiamoci viti di qualità. E lui è andato in Francia, proprio qua, il Merlot, il Pinot, a spese sue, e ha cominciato a diffonderli, va bene? Quindi è stato un primo cambiamento nella genetica delle viti. Poi, ovviamente, ci sono voluti 100 anni dopo il Pecile perché la sua profezia, quello che aveva in testa lui all'epoca, si avverasse. 100 anni dopo c'è stato il vigneto Friuli come lo voleva lui, con le viti specializzate e la vite tirata su bassa e non sugli alberi, e con le varietà che voleva lui. Per cui Merlot e Toccai e queste qua. D'accordo? Boh. Questa è la peronospora, che è arrivata 30 anni dopo, 35 anni dopo. Stesso discorso, disastro, Copapsodù. Per la prima malattia si era trovato il rimedio, lo zolfo, il Solfar Paturlan. E quindi, quando eri, pensavi di essere chiaval, no? E non eri in antiamus, perché scoperto lo zolfo per combattere l'oidio è arrivata la peronospora. E avanti con questa malattia. Poi, dopo anni, si è scoperto che il rame, il famoso solfato, no? Controllava la peronospora, va bene? Tante morie di viti, tanti cambiamenti, tanti nuovi impianti, e lì si è cominciato a cambiare la genetica. E questo è stato il peggio di tutti quasi. Un pidocchio, il pedolide lì, che avrete sentito tutto il nome, la fillossera. D'accordo? Pidocchio. Invisibile. Invisibile. Questi sono i sintomi su foglia. Che periodo? Allora, in Austria, cioè a Gorizia, negli anni 80 dell'Ottocento, nel 1901 è stata scoperta nella loro provincia di Udine, chieste 11 strade, 1901. E naturalmente, siccome prima aveva colpito tutta la Francia, ci siamo trovati abbastanza preparati. Le hanno provate tutte contro il pidocchio, Velens, allagare le vigne, perché sta sottoterra, no? Attacca le radici, capivi? I sintomi che vedete qui sulla foglia di Verduzzo non fanno niente nel Farmaciachiti, per dirvi che può colpire le foglie su poco, d'accordo? Bene. L'unico sistema per combattere questo insetto è l'innesto. E lì la fortuna, come ho scritto, di Craucedo. Perché l'innesto? Perché questa fillossera colpisce le radici della vite europea. Merlot, Cabernet, Pinot, Trefost, capite? Sta sottoterra, colpisce le radici, succhia, si deformano e la pianta, anche se non muore, deperisce e non vi fa vino buono. E ne fa poco, va bene? Mentre sulle foglie fa poca roba della vite europea. Mentre le viti americane hanno una resistenza genetica da sempre, perché sono secoli e secoli che tra i Sioux e i Comanches eccetera c'erano queste viti che avevano a che fare con il pidocchio e hanno sviluppato una resistenza genetica. Quindi, soluzione, facciamo il piede, cioè la radice della vite americana, e sopra ci attacchiamo, ci innestiamo la vite europea. Va bene? Sì, non è che improvvisi tutto dall'oggi al domani, perché devi trovare la vite americana che si adatta ai nostri terreni, ai nostri climi. Ne trovate 4, 5 e via. E poi deve anche essere compatibile, cioè l'innesto non deve morire. Il portinnesto, la parte che sta sotto la radice, deve nutrire la parte che sta sopra senza che i due non deve esserci una crisi di risetto, va bene? Ecco. E così sono nati i vivai. Molti innestavano in casa, scusi un attimo, in tante famiglie si innestavano, d'accordo? E quindi si innestavano quelle varietà che stavano, cioè a Faedis mettevano i reposti di Faedis, per quello che si è salvato. Ma un vivaio grande, ripeto, c'erano 300 varietà. Un vivaio che doveva lavorare per tanti viticoltori, doveva vendere, non poteva offrirti 300 varietà di vite.
su 4 o 5 porti innesti, veniva fuori una confusione pazzesca, no? E allora semplicemente i tecnici hanno detto: innestiamo queste varietà, 4, 5, 6, Merlot, Cabernet, Tokai, Riesling, Ribolla, eccetera. Quindi non tante, sui porti innesti che si adattano alla zona di Cividale, alle Grave e cose così. Per cui l'avvento della vivaistica ha significato la morte del 90% delle varietà, facciamo anche il 98%. Quindi quelle 600 che ovviamente non sto a elencarle adesso, no? Che sono passate per il periodo sostanzialmente scomparse e sono rimaste, cosa piantavano tantissimo a inizio Novecento quando è arrivata questa fillossera, molto Riesling. Noi non ce ne ricordiamo, io mi ricordo che quando eri tu c'era tanto Riesling, cioè negli anni 20 e 30 si produceva molto più Riesling, penso più del doppio rispetto al Tokai, Merlot che era sempre Ardenne, Tokai e Merlot dopo hanno fatto fortuna insieme, si metteva a ribolla ma sempre meno, per motivi che vi dico la prossima volta, anche Cabernet, queste cose qua. Ci siamo capiti? Quindi fillossera, innesto, vivai, i più grandi al mondo sono quelli di Rochedo che hanno conquistato il mondo praticamente, sono in Australia, perfino in Francia i vivai di Rochedo. Io di sempre, la capitale del Friuli, Udine non è stata però, è Rochedo, gente di una forte imprenditorialità e che cari mica problema. A Udine no, nessuno. E allora, questa è la capitale del Friuli, no? Barbatelle, quelle di Rochedo. Ah, ecco, perché si chiamano barbatelle? Per Furlano le Risì. Risì d'aure, premio del Tonino. Barbatella perché la vendi con la radice, no? Già innestata. Tu vendi la pianta innestata con la radice alla barba, quindi barbatella. Chiaro? Boh. Prima non si usava il termine barbatella, si usava un po' Risì, ma ce n'erano altri. Vabbè, queste sono varietà del 1915, si è un po' visto che sono non di più, a Galliano, perché il primo vivaio non era Rochedo, che ne dicano quelli di Rochedo, che sanno bene sicuro bene, Galliano di Cividale, e l'altro era Casassa. Casassa molte meno varietà, quindi sono più varietà e ognuno è su più porti innesti, va bene? 1915, dopo arrivata la guerra e vabbè, prima di riprendersi ce n'è voluta. Questa è una situazione quasi attuale di qualche anno fa, però per arrivare all'attualità un attimo, metà della superficie, 25.000 ettari, adesso saranno di più, metà della superficie adesso è formata da 2 varietà sole, Prosecco e Pinot Grigio, che noi non beviamo. Quanti di voi bevono Pinot Grigio? Sì, di tanti. Va tutto in America e in Germania, va bene? Quindi noi produciamo per l'estero adesso, perché una volta si importava in Friuli più di metà di quello che si beveva, cioè i friulani dovevano importare tantissimo vino fino agli anni 70, d'accordo? Non bevi mai a Londra, arrivava dal Veneto, boh. Adesso metà del vino lo fuori, cioè noi non beviamo più. O produciamo tanto e continuiamo a bere, produciamo tanto. Allora, se la media pro capite era 100, forse anche più, 120 litri a testa, era stato forse di più 100 anni fa, adesso non so se in Friuli siamo arrivati a 20 litri a testa all'anno. Non so se arriviamo, forse non ci arriviamo. Non so cosa. È relativo, una volta c'era il concetto di qualità, certo, ma il vino aveva altre funzioni. Adesso qual è la funzione? Bottiglia da 30 euro, vieni un amico, puntualmente fa un figurone, no? Di quell'azienda, Robonis, no? Ecco, che dopo onestamente avrei delle grosse perplessità anche sulle bottiglie da 30 euro. Tutto il vino in etichetta, e il tappo e tutto. Va bene, però non lo beviamo. E quando tu stappi quella bottiglia lì, non lo bevi ogni giorno a pasto, perché non stappi una bottiglia che ha 14 gradi a pranzo con la pasta sul tè. Quindi lo bevi ogni tanto, una tantum. Cambiata la funzione, no? Questi fatti alle figure, mi intendo, no? Tiri fuori il vino, e io ne trovo sempre di meno buono.
onestamente. Ma tu non tutti... No, io ho i gusti belli, tu. I gusti belli, perché se quando lo bevi, sì, alle bombe, però dopo un po' ti dà fastidio. Tu bevi su un time, non due, invece io ne voglio bere 3, tu capisci? Quindi è cambiato il vino, no? Non riesco più a bere 3 time, tranne casa, naturalmente. Vabbè, il resto, quindi prosecco sappiamo perché l'hanno lanciato i Veneti e non come sempre l'Indonesia, no? Bottiglie da 3 euro, che però, sai, se ne vendi 1 milione ci guadagni, d'accordo? Bon. I Pinot, vi ho già detto, poi c'è, adesso sta conquistando una buona fetta la Ribolla, che non è quella di una volta, nulla a che vedere con la Ribolla storica, zero. Poi il Merlot è sempre meno, eccolo qua, il Reposco tiene duro qualcosina e il resto è fra altre 7, 8, 10 varietà di pochi filari e via. Però la base che io mi ricordo anche quando andavi nelle osterie, quelle quotate di Udine, trovavi dell'ottimo Traminer, dell'ottimo Riesling, adesso se ne fa veramente molto poco, veramente molto poco. Il vino di pianura è un vino da battaglia, c'è la qualità del vino friulano, sì, ma tutto il prosecco e il vino grigio che si fa non è roba da 30 euro la bottiglia, è roba da pochi euro la bottiglia che va fuori, d'accordo? Boh. E questa è la situazione attuale. Sì. Boh, vabbè. Questo è negli anni 70, delle 300 viti o più che avevamo, queste erano coltivate per la catena sociale di Casarsa, che rimane tuttora una cosa grossa, no? Che cosa si coltivava? Reposco, Pinot grigio, eccolo qua, questo è il Pinot bianco, il Cabernet, così si vede lì, il Merlot, il Verduzzo e il Tokai, eccoli qua. Allora, il Reposco è nostro, il Verduzzo è nostro, tutti gli altri sono francesi, compreso il Tokai, va bene? Tutte viti francesi. Giustamente il Pecile aveva subolorato, già nell'800, quelle sono le viti per il Friuli. Un profeta, ha perfettamente ragione. Sì, per fare roba di mano. Con Merlot potete fare un vino tappo corona scadentissimo, potete fare un vino straordinario, sempre col Merlot. E anche col Tokai, ricordate i bottiglioni tappo corona di Tokai, una schifezza unica, però col Tokai fai dei vini straordinari. Quindi questo è quello. Vabbè, penso che possiamo chiudere con Merlot. Questa è una vignetta di Cauci su un pittore di Udine. E questo non si vede, ma vedete, ecco, volevo solo finire con questa immagine della felicità. Gente più contenta di così non si può. Domande? Una c'era un distanziamento tra i filari, io vi dico abbastanza regolare, cioè c'era uno studio sul distanziamento tra filari o era qualcosa di così arbitrario? Era vario, poteva dipendere da 1000 cose, se voleva fare più frumento, più vino, tutte queste cose qua, dipende come voleva il barone anche, perché era lui che diceva. Sembrava, visto che si ripetevano, diciamo, quasi le stesse distanze. Normalmente nell'800 erano 20-24 metri tra filare. Sì, questa era la media, però, ripeto, era molto variabile. Poteva essere anche solo 5-6 metri. Dipende se volevi più frumento, più questo, più quello. Dipende dal terreno e soprattutto il parole, perché era lui che decideva quando, come, dove piantare, ci metteva lui i capitali anche, metteva lui le viti, la legna, quello. Vorrei domandare. Poi ci sono dei libri qua, se vi interessa, io non li vendo. C'è questo qua, Storia della vita del vino in Friuli a Trieste, e di Correboro, e dopo per dire non sono Tokai, sempre di Correboro. Signor Masso, vorrei domandare, no? A me mi è capitato 5 anni fa di mettere des plantes di Plinto, ciò che sa provesano. E il primo anno io non è da ciò fatto, no? Cos'è? Sono non commentare adesso, no? E io le pure la filosofia. Poi Sì. troppo tanto. A volte.
L'anno dopo lo hai spedato e dopo gli dà solo il solfato. Ma il solfato con la filosera come il zucchero, non può fare Era niente. il mio formato però. Ok. Comunque, la filosera sul solfato non è fatta così, non c'entra Vuoi poche, ecco. Cade parte la poco.